Ora vi leggo tre cose brevi, brevissime. La prima è di un certo, detto così poco brutto, è di Ulderico Bernardi, che è stato un importante sociologo e che si è occupato, fra le altre cose, docente universitario, si è occupato anche di linguistica. E lui pensava questo del dialetto. Viene spontanea una metafora. Il fatto che ci siano grandi aerei da trasporto, che consentono di raggiungere lontani continenti in modo veloce, non ha portato a buttare via le automobili e nemmeno le biciclette, così utili per i nostri movimenti in città e dintorni. Solo uno sconsiderato spendaccione consumista usa la vettura per spostarsi da casa alla piazza distante 1 chilometro, anche se c'è chi lo fa. Ne sostituisce l'aereo all'auto se si tratta di poche decine di chilometri. La vera ricchezza, anche di intelligenza, è di poter usare tutti questi mezzi. Altrettanto vale per le lingue, anch'esse mezzo di comunicazione tra gli uomini, ma infinitamente più ricche di senso e di storia. Per questo è sciocco e criminale indurre nelle famiglie l'idea che bisogna insegnare ai figli solo l'italiano e non la lingua o il dialetto della comunità locale, perché se si vuole aiutarli per la vita, forse anche il dialetto li aiuta. Seconda è di Cesare Marchi, che è stato uno scrittore e giornalista, adesso è morto da qualche anno, però al tempo era molto noto in Veneto perché era una firma di vari giornali anche, e diceva: molte brave madri e bravi padri sono convinti che sottraendo il figlio al contagio del dialetto egli possa imparare meglio l'italiano, ed è un'illusione. La conoscenza di una lingua, e il dialetto è una lingua, o meglio una parlata, come è una parlata quella fiorentina, poi assurda dignità di uso nazionale. Dicevo, la conoscenza di una lingua non ostacola l'apprendimento delle altre lingue. E infine, se qualcuno di voi ha letto La coscienza di Zeno, probabilmente sì, di Italo Svevo, un romanzo insomma di qualche annetto fa, a un certo punto dice: la nostra vita avrebbe tutt'altro aspetto se fosse detta nel nostro dialetto. Siete d'accordo? Allora, perché ho introdotto così? Perché per chi non lo sa, per chi lo sa invece sa benissimo cosa andiamo a fare fra poco, noi abbiamo una piccola rubrica sul dialetto veneto, perché ci crediamo nel nostro piccolo, perché non è niente di sporco, di sozzo, di qualcosa che non ho fatto, che perde reputazione, sei più stupido se te parli dialetto. Non è affatto così. Si può parlare arabo, cinese e al contempo parlare il proprio dialetto. Siete d'accordo su questo? Sì. Grazie. Mi sento inorgoglito. Allora, adesso senza pistolotti, perché sennò ogni volta faccio un pistolotto, vado direttamente in medias res, come si dice, no? Intanto recito per così dire una vecchia filastrocca, magari i meno giovani l'hanno sentita, quelli un po' più giovani no, o forse, adesso mi direte voi, e fa così: din don campanon. Mi dite qualcosa? Le campane de Maran. Ma che rima c'è con campanone? Lo sapevo. Però è vero, cioè, ho notato, chiedendo ad alcune persone, che ognuno usa il campanone del proprio paese, no? Ma in realtà l'originale è mason, perché fa rima con campanone. Come posso voltare a serata stasera? Va bene, ricominciamo. Din don campanon, le campane de mason, le sonava di e notte, le battea sulle porte. E anche qua che si può ma le porte zera de ferro, volta a carta che sei un capello pien de piova, volta a carta che sei una rosa. Adesso mi pianero, forse la ricordate, no? Una rosa che sa de bon, volta a carta che sei un limon massa fatto, volta a carta che sei un matto da ligare, volta a carta che sei un mare una marina, volta a carta che sei una gaina che fa cocodè, volta a carta che sei un un rearo, volta a carta che sei un peraro che fa i piri quanto bene sei, i piri. Volta a carta che sei dus biri che trade cao, che fa un po' così, no? E volta a carta che sei un pao col collo rosso, volta a carta che sei un posso pieno di acqua, volta a carta che sei una gatta con due gatei, volta a carta che sei triputei va all'osteria, volta a carta se finire.
Applauso. E l'alzata di mano di quanti la conoscevano a memoria. Adesso viene martedì. Allora, questa piccola rubrica funziona così. Io vi dirò delle parole, delle espressioni e se capite bene ciò che dico, alzate la mano. Come dico sempre, non stai a far finta, che vi vedo uno a uno, vi vedo tutti. Prima, sbaglio o all'Elvira che piaceva sempre Giacomini? No, certo, lei era una scartea, ma soprattutto su perché lei era buona. Scartea! Mi vedo bene. Traduco sempre per ragusani, albanesi o afghani. Sbaglio o ad Elvira piaceva da sempre Giacomino? No, sai, era una scartina, ma se l'è preso perché era buono. E fin qua, mi pare. Ah, a proposito, c'è qualcuno che non capisce proprio il dialetto perché magari non è veneto per alzata di mano? Sapete perché ride? Perché è mio padre. L'unico in sala, benissimo. Allora, prossimo. Fulvio, colme guarda e se scetto sopporo pare. Scetto. Allora, scetto, e lo sapete, ha varie accezioni. Tipo quando che si beve la vodka scetta. Giusto? Ma scetto vuol dire anche somigliante, uguale, no? Perciò qui la traduzione è Fulvio quando mi guarda è uguale al suo povero padre, o detto in altri termini veneti, le spua sopare, giusto? E fin qua anche qua che si prossima. Ma Toseo Beppi Vardio là e senta far sesti per farsi vedere, non fissarlo, assa che il senta. Far sesti. Quanto bella siete questa? Far sesti. Traduco sempre per gli stranieri, o mio padre. Ma dov'è Beppi? Guarda là, continua a fare gesti per farsi notare, non fissarlo, lascia che continui. Far sesti. Prossimo. Alfonso, questo mi piace un sacco. Alfonso, adesso sotto fiore coffaio del lavoro, tutto un mestieramento dell'ostia. Tutto un mestieramento dell'ostia, che in sincerità non sapevo come tradurre letteralmente, ma per come io la respiro, ditemi se ho sbagliato. Se, la sena perifrasi, è indaffarato ma non ho la minima idea di cosa faccia. Mi piace? Tutto un mestieramento dell'ostia. Prossima. Non ti pare mia che c'hanno il fassa fatica a passare sotto la porta? E l'altro gli dice, a forza le becco da mesi. Chi non ha capito per alzata di mano? Anche se qualcuno che non ha capito. Allora, traduco. Non ti sembra che Luciano faccia fatica a passare sotto la porta? E l'altro gli dice, per forza, è cornuto da mesi. Prossima. Che ti ha fatto i compiti? No mamma, ti conviene arpegare prima che arriva tuo padre. Arpegare. Anche questa è bella parola, arpegare. Traduco. Hai fatto i compiti? No mamma, conviene che tu ti tolga dai piedi, l'idea. Conviene che tu ti tolga dai piedi prima che arrivi tuo padre, cioè intendendo che se lo scopre che ne c'ha tante. Prossima. I gnocchi sono pronti. Ah grazie, ma sarebbero gli gnocchi, vero? Con gli se manco buoni. E come li condisce? Coauetta. Con cosa? Coauetta. Dopo canea, zucchero e graspa con licenza. Gli fanno così chive. Non ho capito, ma va bene lo stesso. Uetta. Uetta. Che sai che pensi sia divertente, sembra un'altra lingua. Uetta. Traduco sempre. Allora, traduco solo la frase. Uetta se con uvetta, no? Perché una delle pietanze vicentine con cui si fa gli gnocchi, si fa con zucchero, no? Uvetta, giusto? Graspa e cosa manca? Burro e cannella, esatto. Ora sta cuvetta. Ultima.
E anche qua, come dico sempre, finivi in bellezza, Si tu riuscì a parlare, ma vai, è sempre in baia. E dai che l'appuntamento una mattina, guarda che se me volta via, me volta anche col fiato. Traduco. Sei riuscito a parlarci? Ma va, è sempre ubriaco, in baia. Dagli un appuntamento una mattina, guarda che mi fa ribaltare lo stesso sostanzialmente col suo fiato, no? Bene, un applauso, grazie. Noi siamo ostinati col dialetto, molto ostinati. Continueremo nella nostra missione civilizzatrice.